Filo diretto. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, Radio Libertà. Bello spazio, bello spazio. Bello spazio, sano spazio del sabato. Scusatemi, mi è intervenuto un messaggio, ma l'ho subito zittito. Grazie Angela. E siamo qui con questo spazio. Con me c'è Arturo, dovrebbe esserci Arturo. Ciao Arturo, aggiornaci. Come sta il nostro Luigi? Ciao Claudio, sì, il nostro Luigi va molto meglio, è di nuovo arzillo e pimpante, non è ancora pronto a sostenere il peso di una trasmissione, quindi la cosa per lui è ancora pesante, però penso che per la prossima settimana riusciremo ad averlo con noi. Lo lasciamo ancora in pace questa settimana a riprendersi completamente. Comunque è ritornato il solito Luigi, sempre tenace e coriaceo come al solito. E quindi gli facciamo nuovamente gli auguri di una completa guarigione, ma sapendo che il processo si evolve benevolmente. Quindi Claudio, indegnamente lo sostituisco io per la sua parte, quindi lascio a te le redini, che sei l'esperto, sei quello più preparato a gestire una trasmissione radio e che puoi insegnare a tutti noi come si fa e a come tenerla in piedi, di tenere proprio le redini e darci la scaletta. Io farò il tuo supporto, il tuo braccio destro e dimmi su che cosa devo intervenire. Penso però che abbiamo in collegamento degli ospiti, se non sbaglio, quindi vedi un po' tu. Lascia a te la parola e la conduzione. Gli diamo spazio subito alla regia. Non diciamo neanche chi sono gli ospiti, così si presentano, ci fanno sapere il perché sono qui con noi, insomma il nostro solito tran tran, ma questo è la nostra consuetudine. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ciao Arturo. Buongiorno Claudio. Ciao, buongiorno. Allora, raccontaci. Grosse novità non ce ne sono, non ne ho almeno. Diciamo così che i programmi si stanno diciamo così evolvendo in continuazione. Cosa posso raccontarvi? Posso raccontarvi che il 1° maggio, quindi la prossima settimana, c'è il raduno al Rivarolo Urban Center organizzato dagli Amici delle Vecchie Ruote, che è un club del Canavese. Diciamo così che io ho avuto occasione di partecipare a questo raduno, è statico, si sono presentati un sacco di belle macchine e un sacco anche di belle moto. Questo io glielo auguro per loro. Che tutto vada bene e che sia come le volte precedenti. Poi dunque non ci sarò perché il club del Tuan non so, credo saremo almeno una ventina, forse anche di più, con le nostre regine. Andiamo a fare il tour del Turini, lo chiamiamo così. Andiamo praticamente a fare tappa a Sanremo venerdì 1° maggio e poi sabato partiamo, andiamo a fare il giro del Turini di altre 2 prove speciali del mitico Rally di Monte Carlo con le nostre Delta e con possibile giro poi in quel di Monte Carlo a farci vedere e a vedere che cosa stanno preparando per il Gran Premio. Poi ritorniamo a Sanremo e domenica torneremo a casa. Questo è un po' il nostro programma. Farete un bel giro. È un bel giro, sì, difatti si prevede
sarà veramente un bel giro. Una cosa che volevo e ci tenevo, e se riesco domani andrò a fare, continua a esserci tutte le domeniche da quelli del Tourette, l'organizzazione, diciamo così, l'incontro in un raduno di auto storiche, supercar, eccetera, in quel di Torino, praticamente il corso Controviatico, angolo Corso Duca degli Abruzzi. E devo essere sincero, me ne hanno parlato già molti, molto bello, c'è sempre un sacco di vetture. Scusate che ho un problema, eccoci qua. C'è sempre un sacco di vetture e un sacco di partecipanti, per cui se riesco domani vado a fare un giro con una delle mie vetture, magari anche con la Delta, proprio per vedere com'è. In ultimo, diciamo, so che si sta svolgendo un rally a cui sarei dovuto partecipare come domani, come giù nell'Astigiano, ma sarei dovuto andare come commissario, ma sinceramente non avevo altri impegni che ho preferito tralasciare. L'ultima cosa è che sicuramente il 10 maggio c'è il rally d'Aosta, e quindi quello è mi pare campionato nazionale, e vi spiegherò poi meglio magari la prossima volta. Poi ecco, sì, c'è ancora una cosa da dire. Stanno organizzando per il 24 di maggio un altro bel evento, che è quello praticamente di Usseglio. Vi spiegherò meglio, però già ve lo anticipo: chi vuole partecipare, ci saranno 2 giorni la possibilità di partire da Usseglio e andare fino a Pian-Benot con un tratto di strada chiusa e diciamo così provare la propria vettura, la propria abilità di guida. Si potrà fare da taxi driver, quindi accompagnare qualcuno, e quindi dovrebbe essere, la seconda edizione. L'anno scorso è stato veramente un discreto successo e un bel divertimento per tutti gli appassionati. Ottimo, se il Al tempo momento tiene come sta tenendo adesso, sono attività molto interessanti. Poi voi avete le regine, come hai detto prima, nella frase normale, no? Le regine, quindi è sempre un piacere rivedere un pezzo di storia che passa davanti a noi, vedere tanto sport, quello vero, quello ancora dove si andò prima con una 0,37 e poi con questi mostri, tra virgolette, a dominare un periodo storico fantastico per il nostro automobilismo. Gli anni 80 sono stati fantastici in tutti i sensi, per un sacco di cose, sia nell'automobilismo che nel motociclismo, ma nella musica un po' tutto. Questa è veramente una cosa di cui sono orgoglioso di esserci stato e di poter proseguire ancora un po' nel far conoscere queste realtà di allora. Ecco, la regina, devo dire, ma non perché ce l'ho io, ma anche perché i miei amici e tutto il club, quando andiamo in giro, effettivamente fa ancora un grandissimo effetto, e soprattutto si fa guardare, ma anche dai ragazzi giovani, e questa è la cosa che più mi fa piacere, devo dire. Guarda, io ti dico la verità, una volta che abbiamo partecipato insieme a un raduno nostro di ACP ai tempi del registro per navicoli storici, nel giro tu avevi ospitato mio figlio, che era piccolino ai tempi, ancora oggi se lo ricorda. Sono passati tanti anni, ancora oggi si ricorda quel giorno lì e quel giro sul Deltone, che lo ha segnato per sempre, veramente, positivamente. Sì, lo so. Effettivamente dire, anche quando facciamo le manifestazioni diciamo così, al Barauda, portiamo i bambini
i bambini che hanno dei problemi, che di solito ospitiamo, quelli purtroppo del reparto oncologico del Regina Margherita o dell'ospedale di Cirie, poi li facciamo girare, eccetera. Ma devo dire che la cosa che mi fa piacere veramente in quel piccolo circuito di Moncaglieri è vedere la soddisfazione anche dei ragazzi giovani che poi fanno, diciamo così, fanno un'offerta per poter girare sulla macchina, ma cercano tutti la Delta, cercano tutti la Regina, ed è una grossa soddisfazione. Io devo dire, in cuor mio ringrazio il buonanima di mio papà che mi ha permesso di comprarla e di godere di queste grossissime soddisfazioni. Tanta roba. E allora cosa posso Tanta dirti roba per davvero. concludere? Buon divertimento. Grazie. Sai che una parte di noi è sempre vi con racconterò. voi. Non so se potrò esserci sabato 2 maggio a raccontarvi, perché magari sarò impegnato nella guida a fare il Turini. Quindi metto le mani avanti, ma vi racconterò le esperienze che vivremo il sabato successivo. Ok? Va benissimo, buon divertimento. Grazie Claudio, ciao. Buona giornata a tutti e buona festa della liberazione. A molti viene la domanda da chi, da cosa, periodo storico, sì, continuiamo quello, va bene. Chiudo la parentesi, non voglio entrare in nessun tipo di polemiche o cose del genere. Arturo, quando si parla della Delta, si va a raccontare un periodo che a me ha toccato molto, perché iniziavo a lavorare nel testing, quindi nel fare prodotti per i test, e casualmente arrivò il centro ricerche Fiat tramite aziende esterne, e io ho visto la ECV, la ECV2, ho visto i laboratori, ho visto la costruzione di gli studi, ho visto i test, le prove di motori, ho visto un sacco di cose che mi hanno affascinato, e wow, tante cose belle, Arturo, tante cose belle. E invece a me ricorda la storia della mia città, perché quando esisteva ancora lo stabilimento Lancia in via Robiland, in via Lancia, il grattacielo della Lancia, e dove noi giovani, perché noi eravamo molto giovani, e quando c'era ancora il tifo per il rally di Monte Carlo, dove con la Stratos o la Delta nessuno ci batteva, no? Le prime auto integrali, ed erano un sogno, come adesso è rimasto in buona parte, e spero ancora per un po' di tempo, la nostra Ferrari, no? Erano il simbolo della nostra terra, del nostro territorio, della nostra capacità di competere a livello internazionale. Non c'era nessuno al mondo che sapeva fare le macchine meglio di noi, e quindi rimane questa tristezza e questo ricordo quando si vedono questi gioiellini di tecnologia dove l'elettronica ancora era una cosa marginale, quindi era tutta composta di meccanica e di conoscenza e di tecnica, no? Particolare, invidiata da tutto il mondo. Purtroppo, sì. Grazie un po' a chi ha avuto in mano le redini di questa industria, purtroppo questa cosa qua è rimasta solo storia, no? Storia, e quindi ha danneggiato la nostra cultura, le nostre tradizioni, la nostra città. Adesso non esiste più la Lancia a Torino, rimane quello denominato il grattacielo Lancia, che dentro è un contenitore che ha altro. Passiamo sull'autostrada e vediamo a Chivasso la torre piezometrica, no? Che una volta c'era la scritta Lancia, adesso il marchio, non esiste più lo stabilimento Lancia di Chivasso, e il marchio non si sa dove è migrato, per cui è giusto ricordare quello che l'Italia, quando l'Italia non era infarcita di ideologia, poteva esportare in tutto il mondo. Adesso purtroppo l'ideologia ha ucciso un intero settore, questo nuovo Green Deal. Sentivo stamattina la rassegna stampa
fatta dall'ottimo Antonino, dove a Genova adesso si vieterà la reclame dei combustibili fossili, no? Quindi tutto quello che riguarda la pubblicizzazione di combustibili fossili c'è la proposta, io spero che non passi perché è demenziale, fra un po' si dovrà pensare a proibire anche la pubblicità con questo criterio delle autovetture che non siano elettriche, no? Quindi si potranno reclamizzare solo le vetture. Siamo arrivati in un regime stalinista dove bisogna pensarla in un unico modo, il libero mercato viene penalizzato, viene oppresso da un'ideologia, quindi anche se ci fosse una macchina che consuma 1 litro di benzina o 1 litro di gasolio con 1000 chilometri, questo non potrà più essere pubblicizzato, reclamizzato. E vengono sacrificati dei principi, dei concetti che erano appunto sviluppati in questi stabilimenti. C'era una ricerca sulla riduzione dei consumi che era incredibile, tant'è che anche in questo passo la tecnologia ha fatto passi da gigante. Abbiamo delle autovetture che pur mantenendo i dispositivi anti-inquinamento, pur con la benzina verde, sono riusciti ad abbassare notevolmente i consumi, per cui nel bilancio energetico i consumi fossili per assurdo hanno un impatto sull'atmosfera, un impatto notevolmente inferiore, però l'ideologia, questi dibattiti e questi approfondimenti ragionare per slogan. Come ti ho detto, come ho detto prima, ho fatto molto lavoro nel mio lavoro, nel lavoro che facevo prima, quindi ero molto legato ai sistemi frigoriferi applicati, diciamola così, ok? Sistemi frigoriferi applicati a qualsiasi settore, quindi dal frigo del ristorante, dal frigorifero alla cella particolare del ristorante fino ai simulatori spaziali, quindi il campo è veramente vastissimo. Tanto lavoro mio poi è stato concentrato su quel settore, dal petrolchimico in poi, quindi dal petrolchimico al testing all'aerospaziale, e ne ho viste tante, ho visto tante possibilità, ho visto tante scelte trovate su cui nessuno ha investito. Perché? Perché era troppo facile la soluzione e bisognava continuare con la soluzione complicata perché qualcuno alla fine ci guadagnava. Quindi certe cose, se tu pensi, ecco, se pensiamo a quello che dicevi prima sull'inquinamento e sulle macchine a combustione, il fatto che Genova stia andando in una direzione è forse perché il sindaco si sta candidando a qualcosa di più grande. Probabilmente gli serve il volano di consenso europeo per riuscire a fare qualcosa. Magari la mia teoria, non seguo molto la politica italiana e non seguo quello che mi interessa, diciamo, della politica internazionale. Quello che mi interessa in senso, quello che ha un senso e quello che è produttivo, non quello che è slogan e porcheria, come purtroppo sta capitando sempre più spesso ultimamente, ma è dato dal livello delle persone che abbiamo messo lì a quelle cariche, purtroppo. E quello che fanno, io quello che vedevo, per esempio, quando hanno fatto i discorsi sull'inquinamento hanno fatto il FAP, questo sistema che cioè teneva insieme e rendeva più grosse queste particelle di polvere super tossica, e una volta che la marmitta, questo scarico si intasa, cosa fa? Fa il lavaggio e scarica tutto. Eh sì, ma quello che io scarico grosso, poi ci passo sopra con la macchina, lo faccio tornare fine e me lo rirespiro di nuovo, ma quello non conta, quello non è più un fattore del sistema. Il sistema assorbe, aggrega e scarica. E ai tempi io ricordo che facciamo degli studi pratici, io sono uno molto pratico, quindi ho messo in pratica alcune applicazioni e avevo fatto vedere che c'erano i diesel che facevano uscire acqua, vapore acqueo.
con delle piccole applicazioni. La mia domanda era a questi signori: ma perché voi non applicate? Perché funziona. E a noi costerebbe montarlo e all'utente finale, cioè, gli risolviamo il problema e non va bene. Quindi il problema serve sempre, purtroppo, e siamo noi che forse non ci ribelliamo abbastanza, non lo so, Arturo, non lo so, però il fatto è che purtroppo abbiamo nei palazzi di gestione, i palazzi dove decidono determinate cose, che il livello di competenza in alcuni casi è veramente inquinato da altro. Mio pensiero personale, Sì, c'hai perfettamente ragione. Oramai in tutti i settori lo vediamo, il buonsenso e la logica sembra che stridano con il modus operandi, perché in un periodo dove, adesso lo vediamo, c'è la crisi energetica anche dovuta ai recenti fatti, no? Alle guerre, parliamoci chiaro, dove ci paragonano l'Italia ad altri stati, no? E una parte politica accusa la maggioranza di avere un costo energetico superiore agli altri stati. Allora, innanzitutto noi non abbiamo la crisi di gas, no? Perché a sentire gli articoli il gas ce n'è. Abbiamo la crisi del petrolio. Altri stati come la Francia, che ci paragonano, che hanno un costo dell'energia nettamente inferiore, la Francia e la Spagna. Allora, la Francia ha un programma nucleare dove il suo fabbisogno energetico è per il 70% coperto dal nucleare. La Spagna al 20% coperto dal nucleare e ha aumentato gli acquisti di gas russo. In Italia sembra che ci sia una parte politica contro gli italiani, perché non possiamo trivellare nell'Adriatico per prendere il gas, non possiamo fare le centrali nucleari perché ovviamente ci sarebbe la rivolta popolare, non possiamo fare i punti di attracco per le navi che ci portano il GPL, quindi anche lì non possiamo trivellare dove abbiamo il nostro patrimonio. In alcune zone hai visto giù in Basilicata cosa non è successo, tra l'altro in Basilicata pagano molto meno che non nel resto d'Italia il costo energetico, no? Hanno delle agevolazioni notevoli, per cui allora per il fatto di avere sottoterra la produzione. Non possiamo fare il carbone, mentre la Germania ha aumentato fino al 20% la produzione elettrica tramite il carbone. Non parliamo della Cina che ha il 40%, 30-40% di centrali a carbone. Per cui questa parte politica mi sembra che chi ci amministra sia contro di noi, ci voglia far ritornare solo noi all'età della pietra, quando basta passare il confine, poi tu lavori all'estero e magari lo toccherai con mano, e invece da noi purtroppo abbiamo anche una parte dell'opinione pubblica che è contro loro stessi. Siamo autolesionisti in questo contesto, no? E lo vediamo. Guarda che loro non scusa, sì, loro non sono contro di noi, loro sono per loro stessi e basta, quindi di noi non gliene frega proprio, non ci vedono nemmeno. Quando vanno in quel posto e si siedono la prima volta sulla poltrona, io penso che ci siano 2 elettrodi o qualcosa che gli resettano il cervello a queste persone, che partono magari anche con buon spirito e diventano automaticamente, gli viene detto automaticamente cosa devono dire, cosa devono fare dal primo giorno che sono lì. E quindi sono i burattini di qualcuno e non lavorano contro di noi, lavorano per loro stessi, quindi per la loro pensione, per il loro futuro, per la loro famiglia, per i cacchi loro. E questo parlo di tutti, non c'è colore, non c'è destra-sinistra, non c'è sopra-sotto, tutti. E pochi sono veramente quelli che resistono a questo, tra virgolette, fascino politico. Chiamiamolo fascino politico, dai, facciamo i bravi. Mi verrebbero altre parole molto meno radiofoniche, diciamolo, coniamo questo termine.
E è difficile, è veramente difficile pensare di avere questi personaggi lì a fare norme, a fare leggi. Andate a vedere cosa si sono inventati in ogni settore. Una volta si prendeva in giro questa gente per il diametro dei piselli per essere commercializzati in Europa o per la curvatura delle banane o dei cetrioli. Hanno tentato persino di vietare gli orti domestici, hanno persino tentato di vietare quelli perché dicevano che erano inquinanti. Hanno fatto cose senza senso dal primo giorno, dal primo momento, e oggi abbiamo l'esempio col gas, col petrolio che sta scendendo, il Brent sta scendendo, ma il costo che paghiamo noi no, qualche centesimo, qualche decimo, qualche millesimo, te lo fanno vedere ogni tanto, quando tutti si incazzano abbassano un po'. Hanno riassorbito tutte le varie agevolazioni tenendosele in tasca e non dandoci niente di quei 20, 10, 15, 30 centesimi che lo Stato ha per un certo periodo tolto. Se lo sono messo in tasca non ci è andato niente anche lì. Quindi anche in questo caso lo Stato dovrebbe tornare a essere padrone di queste riserve. Abbiamo perso, cioè i governi hanno perso nel tempo tutti i settori fondamentali e poi andiamo in pubblicità, penso che ci siamo quasi, anzi siamo già in pubblicità e poi riprendiamo proprio con questi argomenti che sono interessanti per noi, interessanti anche per gli ascoltatori. Pubblicità. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Eccoci di ritorno. Se ne dicono tante, Arturo, bisogna avere tanta pazienza. Sì, ci va tanta pazienza, ma soprattutto ci vorrebbe un po' più di visione politica nel non ostacolare le nostre capacità, le nostre ricchezze. Tu guarda tutta la burocrazia che viene immessa, cioè tra pochi giorni nessuno potrà usare più lo SPID, mentre quello che si diceva la trasmissione scorsa, mentre prima lo SPID era gratuito e le poste lo fornivano gratuitamente, e questo ha fatto sì che tutti prendessero lo SPID delle poste. Adesso anche le poste si fanno pagare e quindi tutta la gente dovrà pagare un ulteriore balzello per poter accedere alla pubblica amministrazione. Hanno fatto un sistema alternativo che è la carta d'identità elettronica, ma questa è molto più complicata dello SPID, perché bisogna ricordarsi il PUC, il PIN,
una serie di dati che se uno deve farlo col cellulare deve per forza tirare fuori dei numeri o ricordarseli a memoria o quant'altro. Per cui anziché semplificare la vita, questa roba che avrebbe dovuto fare un balzo di tecnologia e di evoluzione nel nostro paese, si dimostra anche questo un ulteriore fastidio per i cittadini. Non per tutti ovviamente, ma soprattutto per quelle che noi come ufficio e quelle che tutela Luigi Anone, le fasce deboli, quelli che hanno dei problemi e che si rivolgono a noi. Quindi in questo contesto, oltre l'ideologia, noi in Italia abbiamo una burocrazia elefantiaca anche solamente per poter manifestare la democrazia. Esperienza il 24 e il 25 maggio si andrà a votare in molti comuni, no, d'Italia, per cui il voto è la massima espressione della democrazia, per cui andrebbe premiato e agevolato chi vuole impegnarsi politicamente nel proprio comune, mentre anche in questo settore l'ideologia e la burocrazia la fa da maestro. Mentre prima uno poteva candidarsi normalmente, adesso per candidarti devi fare il certificato penale, devi crearti un sito per mettere il curriculum, una serie di incombenze che fanno sì che la gente, anche nei comuni dove il fatto di impegnarsi per andare a fare l'amministratore dovrebbe essere un merito, viene ostacolato da tutta una burocrazia farraginosa e costosa, perché addirittura tu devi fare il bilancio di quello che andrai a spendere, dopo dovrai rendere conto alla Corte dei Conti con sanzioni, e qua ti dico, mi fa ridere, no? Se tu non compili bene il modulo per le spese che hai fatto per aver pagato i tuoi santini e i tuoi volantini elettorali, magari aver speso quelle 200-300 euro per farti i volantini, se tu non compili e non hai la fattura rischi una sanzione da 5.000 a 12.000 euro per la Corte dei Conti, una cosa demenziale, no? Cioè, anche per poter esprimere il tuo voto. Quindi è chiaro che poi la gente non va più a votare, cioè non puoi partecipare, non puoi fare la lista, devi prendere solo le liste ufficiali dei partiti che sono organizzati e se no tu non partecipi. E allora cosa dici? Allora non vado a votare. Non mi fate Arturo, delle regole del gioco che potete rispettare solo voi e quindi giocate solo voi, no? Quindi tanto per dirti, il nostro paese, che per me ha due grossi difetti, quello della burocrazia e soprattutto quello di governare l'economia con l'ideologia, no? Questo è solo un ultimo esempio, penso che questo ti sia imbattuto anche tu in queste assurdità. Ti faccio un esempio molto pratico, poi diamo la parola al nostro ingegnere che è in attesa. Adesso lo facciamo entrare, lo so, ho appena avuto un messaggio, faccio ancora fatica a leggere alcuni messaggi della regia, me ne scuso, è ancora dovuto al mio recupero. A volte fatico a leggere i caratteri, è come se avessi un po' la vista doppia in alcuni momenti. So e spero che sia temporaneo, pian pianino sta migliorando, ma è lento. Io purtroppo il 10 febbraio ho avuto un brutto incidente e nel controllo di un cantiere dove c'è un mio progetto che stavo seguendo, e ho fatto 2 settimane molto pesanti a rischio della mia vita, e quindi settimane pesanti. Sono fortunatamente e inspiegabilmente, così mi ha detto il medico, i medici che mi hanno seguito, cardiochirurghi, cardiologi, tutti quelli che c'erano lì, cardiochirurghi, perché pensavano, io avendo preso una grossa botta alla testa e avendo una serie di fratture, un po' di casini che si stanno mettendo a posto da soli, e insomma mi sono fatto un bel danno. Ho visite costanti, quindi all'inizio mi seguivano ogni 6 ore nella prima settimana, adesso mi seguono ogni mese più o meno. Devo fare una serie di visite, risonanze, test, cose, lastre, e tornare a parlare con
uno o più medici che mi hanno seguito nei giorni più importanti, quindi dal pronto soccorso alla terapia intensiva, quindi ai posti gravi dove sono stato, importanti dove sono stato. Mi hanno salvato la pelle, quindi non smetterò mai di ringraziarli. Ma da lì in poi c'è un problema che è tipicamente italiano, ma che è tipicamente quasi diventato un sistema, è entrato nel sistema europeo, ci sta entrando proprio in brutto modo. Io ho il medico che mi dice: Claudio, ci vediamo il giorno, non so, come adesso, 14 di giugno. Portami queste risonanze, queste lastre, questi test, che dobbiamo vedere i progressi. Se le cose si sono rimarginate, come sono le mie fratture, come sono andate a posto le cose. Io vado lì, faccio la prenotazione nello stesso ospedale e mi danno la prima risonanza magnetica ad agosto del 2026 oppure a gennaio 2027. E io gli ho detto: guardi che io devo vedere il medico tra un mese e mezzo, non fra 24 mesi. È lui che mi ha chiesto questo. Ah, ma non ha scritto che è urgente, quindi non ha scritto determinati codici, quindi non va bene. Quindi la prenotazione è questa. Siamo tornati dove io ho la residenza, quindi io sono in Bulgaria e Angela ha fatto la prenotazione di una mia visita che dovevo fare, una risonanza che dovevo fare particolare, l'ho avuta a mezzogiorno del giorno dopo. Costata qualcosa di meno di quella che l'avrei pagata in Italia, macchinari super tecnologici, e ho già tutto in mano, perché dopo 3 ore avevo l'esito con tanto di relazione, cioè il CD con tanto di relazione del medico che mi ha fatto tutta la lavorazione, ha dato il suo parere. La differenza cos'è? I macchinari sono gli stessi, anzi forse questi sono ancora più moderni di alcuni nostri, comunque sono alla stessa avanguardia, funzionano con gli stessi software, funzionano con le stesse tecnologie, quindi il lavoro è fatto, l'analisi è stata fatta in 3 ore, al posto che in 2 mesi e con una prenotazione di 8 mesi. Perché abbiamo questi problemi? Perché sono state fatte delle scelte politiche manovrate che hanno rovinato questa cosa, che riguarda la nostra salute, che riguarda la nostra pelle, che riguarda la nostra vita. E quindi queste cose sono pesanti da sopportare. Io le vedo a volte anche da fuori, perché ho la sfortuna, non lo so, vedetelo voi, ok? Molti la vedono come una sfortuna il fatto che non si è mai a casa propria, non si è mai dove si è, dove si pensa, no? Non sono a casa in Brianza, non sono con mio figlio in questi giorni, non sono con mia figlia, sono a 1700 km quasi. Scelta imprenditoriale, i miei progetti lì non andavano da nessuna parte, qui li sto portando anche in Italia, perché fatti da qui mi ascoltano e mi supportano e perlomeno mi valutano. Se io sono in Brianza a fare impianti per l'aerospace, non mi guardano nemmeno, sono impianti testing, non mi guardano nemmeno. Cosa ci posso fare? Qui l'esperienza, i 50 anni di esperienza, ho 58 anni, ma lavoro da tanto, ho fatto esperienza sul campo sempre negli stessi settori da tanto tempo, e quindi posso dire la mia. Qualcuno adesso mi ascolta anche da qui. Fa arrabbiare, porca miseria se fa arrabbiare, però funziona. Quindi la soluzione diversa è diventata soluzione, quindi è importante. Ingegnere, buongiorno. Buongiorno a voi e ai gentili radioascoltatori di Radio Libertà, e un saluto a Luigi Sinatora, che so che ci sta ascoltando, anche se non è in trasmissione. Buongiorno. C'è Luigi, io so che ci sta ascoltando, infatti io e Arturo presenteremo fattura poi per queste trasmissioni fatte al posto suo e avremo un buon pranzo insieme come minimo, dove parleremo un po', che è una cosa importante. Sì, ma allora mi aggancio a quello che ho sentito negli ultimi 10 minuti. Avete messo proprio il dito su 2 grandi, non piaghe, sono ormai delle
voragini proprio del sistema, possiamo dire anche del sistema Italia, perché ho sentito parlare di SPID che all'inizio sembrava che se non l'avessi non potevi neanche uscire di casa. Adesso, poi quando qualcuno ha cominciato a vedere, soprattutto qualcuno che si affidava ai servizi sociali oppure sanitari e cominciava a vedere, e questa è un'altra grande piaga, ormai bisogna dire, cioè, lo vedo anche nel settore tecnologico, scientifico e nella ricerca e anche sociale, insomma, ecco. Quando poi puoi avere tutti i mezzi che la moderna tecnologia ti pone, dagli smartphone che sono diventati dei computer portatili, dai pagamenti digitali, dalle macchine che viaggiano da sole, eccetera. Però poi alla fine tanta tecnologia, ma dietro non ci sono le persone, e quindi Arturo Calligaro lo sa perché ne abbiamo sempre parlato, quindi una nazione come l'Italia, ho sentito prima Bulgaria, ma anche Svizzera, Francia, addirittura anche la Grecia, perché ho dei colleghi ingegneri che lavorano in Grecia e giustamente dicono quando noi italiani che lavoriamo in Grecia, qui ad Atene, quando dobbiamo stare anche solo 2 giorni in mutua, non dobbiamo fare, basta solo un'autodichiarazione oppure un avviso e non ci vengono ancora un po' non dico a mettere le manette, ma a controllare, eccetera. Quindi avete detto cose che sono sacrosante. Io tra l'altro invito, siccome non sono dentro, però mi va di sostenere, quindi ho sentito Arturo Calligaro che parlava di amministratori che lottano anche per snellire e agevolare, perché la burocrazia, diciamolo ai radioascoltatori, ma pesa miliardi, soprattutto in un paese come l'Italia, che si può dire nato con la burocrazia, perché chi ha un'età più o meno come la nostra, che ha visto nascere la Repubblica Italiana, di cui tra l'altro oggi si festeggia la liberazione, per cui sa benissimo che cos'è oggi l'Italia, questa bella signora matura, eccetera, però con tanti acciacchi. Scusatemi l'immagine poco lusinghiera e poco felice. Comunque. E quindi io dicevo, invito tutti i radioascoltatori del Piemonte comunque a fidarsi di quelli. Io non sono dentro a questioni politiche, però perlomeno dato affidamento a chi nella lista, perché quando ci saranno le prossime liste così, comunque parla di agevolazioni fiscali, di taglio di tutta una serie di balzelli, come diceva Arturo Calligaro. Ecco, non sto facendo pubblicità, ma almeno voglio far capire ai radioascoltatori, poi vi lascio la parola per commentare, ai radioascoltatori che meglio dare affidamento a chi cerca in questo mondo, soprattutto italiano, con la propria voce, con le proprie associazioni culturali, con le proprie uffici di rapporti sociali, cerca di tagliare anche solo un passaggio burocratico. Vero Arturo Calligaro, perché so che insomma con Luigi Signatora, ma anche capitato anche a me di girarvi delle email di gente che mi chiede dei problemi e allora li giro volentieri. Prego. Sì, il problema che noi affrontiamo nell'ufficio rapporti sociali, il problema principale è superare la burocrazia, perché i cittadini non sono attrezzati per queste svolte tecnologiche, soprattutto che sono finalizzate non tanto a dare un servizio più immediato al cittadino, ma a ridurre meno lavoro allo Stato. Ad esempio la polemica che hanno fatto gli avvocati perché per avere un'indennità per cercare di convincere gli extracomunitari a rimpatriare non trova luogo per altre categorie. Tu sei un ingegnere, no Diego, e sei un professionista. Tu devi dichiarare nel tuo lavoro sotto la tua responsabilità che l'immobile dove intervieni, oppure il processo, oppure quel certificato che tu vai a fare per un'abitabilità di un garage, sotto la tua responsabilità, che è quello in ordine. Perché agli avvocati non possono
non può essere richiesto come a me professionista sotto la mia responsabilità, che quello è regolare. Vorrei vedere se, oppure che quello verificato con la mia responsabilità ha i requisiti per poter ottenere un permesso di soggiorno o un qualcosa, perché alcune categorie sono privilegiate mentre lo Stato in altri settori scarica sui professionisti le sue inefficienze o la sua inerzia, perché il tecnico comunale non vuole certificare che un edificio o un garage ha l'abilitabilità, ma lo fa fare a te professionista, e la responsabilità è tua, non è più responsabilità del funzionario e del burocrate. Allora, per alcune categorie, questo è un altro esempio, per alcune categorie ci sono dei percorsi di lavoro molto più complessi e molto più impegnativi, con una responsabilità maggiore, mentre per gli avvocati in questo contesto, perché si toccano gli immigrati, non può essere fatto. Ed è una delle storture del nostro Stato. Non tutte le categorie sono uguali. Nel nostro Stato si applica quello che diceva Orwell, che tutti i cittadini sono uguali, ma qualcuno è molto più uguale degli altri. E quindi in questo contesto la burocrazia è l'elemento su cui il cittadino combatte più frequentemente. Voi avete citato l'esempio della sanità, no? La sanità, da quando è inserita una burocrazia, abbiamo visto anche prolungarsi. Con la tecnologia che abbiamo, le prenotazioni dilatarsi, no? Quando con tutta la tecnologia si dovrebbe accelerare questa cosa, no? Cioè, in alcune regioni fanno gli esami anche di notte per i macchinari. Nel privato, io ho degli amici che lavorano nella sanità privata, per ammortizzare una TAC, fanno lavorare di notte la TAC con i degenti interni e di giorno la fanno agli esterni, ma quella TAC lavora quasi 24 ore al giorno. Mi diceva invece che nella sanità pubblica, ad esempio, se tu devi iniziare un attacco a mezzogiorno meno 10, c'è l'infermiere che dice no, io a mezzogiorno vado in pausa, quindi ho un'ora di pausa, quindi dobbiamo saltare un'ora e ci vediamo dopo, no? Quindi questo perché? Perché siamo uno Stato un po' strano, diciamocelo, dove cerchiamo di farci male da soli. Sì, ripeto, leggevo anche tempo fa, poi comunque, e mi riferisco anche a quello che diceva Lipodio prima, comunque che nella Repubblica Italiana la burocrazia genera un sacco di business, ma da persone che non producono niente, detto proprio internos, perché non ha senso. Adesso sentivo che vogliono riprendere per esempio i consultori familiari. Un medico ti visita e non può dirti niente perché deve solo fare tanta mandare email, non può venire più a casa, una volta lo faceva, e quindi, come diceva Lipodio prima, in 2 o 3 ore io ho degli esiti e non devo perdere 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi ecco, e tutto il resto che ne comporta. Quindi voglio dire, io punto il dito anche su tante di quelle persone che sono sbagliate al posto sbagliato, però sì, noi ci arrabbiamo, insomma, facciamo capire che sono cose che non vanno bene, ecco, perché poi alla fine pesa tutto anche in termini di soldi e di consumi, ecco, la burocrazia costa tantissimo, costa proprio tantissimo. Basta solo fare un esempio, ma proprio banale, ecco, se devo aspettare, ecco, ti ho detto prima l'attacco, un attacco che lavora H24 è come un generatore di corrente che deve per forza lavorare, se no l'ospedale chiude, si ferma, e tutti i degenti, l'aria condizionata non funziona più, l'ossigeno non c'è più, e molti dei degenti passano a miglior vita, detto proprio papale, ecco. E quindi voglio dire, scusatemi se vi interrompo, voglio solo citare un esempio di un assessore alla sanità di qualche anno fa della regione Piemonte che era un tecnico e ragionava da tecnico, no? Era un dirigente di una grossa industria. Cosa ha fatto? Ha detto: se io compro una TAC sola mi costa 1 milione di euro, se ne compro 10 mi fanno lo sconto magari
di qualche centinaio di migliaia di euro. E così ha fatto. Solo che non ha tenuto conto che tenere poi nei magazzini le TAC, queste nel giro di un anno sono obsolete. Quindi tutto il risparmio è stato gettato al vento, perché pura l'operazione economica magari è logica, no? Fatta da chi fa impresa, dice: io se ne compro uno ho un prezzo, se ne compro 10, allora ne compro 10, le metto da parte, così quando si rompe quella le ho già pronte, e non tiene conto dell'obsolescenza di un macchinario. Quindi è stato fatto anche questo, proprio per confermare quello che dite voi. Questo è solo per portare un esempio di quello che è successo in Piemonte. Certo. Certo, un ottimo ma esempio, il discorso... la parola è un ottimo esempio, quindi voglio dire, ritorniamo sempre al discorso che dietro a delle apparecchiature, a dei progetti eccetera, molte volte ci sono persone sbagliate al posto sbagliato. Prego. Ma i macchinari li abbiamo, la tecnologia c'è. Qua, dove sono io, qui a Plovdiv in Bulgaria, ieri l'attacco che mi hanno fatto è stato fatto su una macchina Siemens, e sono stato un 25 minuti, quasi mezz'ora fermo, perché io purtroppo, avendo le analisi particolari da fare, mi hanno, tra virgolette, fotografato la testa in 6 lati, da 6 visioni differenti, quindi da sopra, da destra, da sinistra, da davanti, da dietro, da sotto, per vedere tutto. E ogni blocco ha 100 fotografie, non lo so, ma vanno fatto 2000 fotografie in 25 minuti. Ma questo lavoro lo si poteva fare tranquillamente anche in un laboratorio privato in Italia. Ci sono adesso dei laboratori privati che si stanno attrezzando per poter fare questo servizio. E anche quello, interrompo, e anche quello è diventato un modo per lavorare, perché ci sono tanti dottori che non possono o non vogliono perché sono sottopagati, dottori, infermieri, dottori uomini e donne che sono così, e vedo che si stanno formando dei gruppi privati, tipo le cliniche, eccetera, un po' come gli studi associati degli avvocati, e quindi è un modo per offrire anche dei servizi perlomeno più veloci, perché la velocità comunque costa. Prego, chiudo la parentesi. La velocità costa, la velocità a volte ti salva la pelle. La velocità ti permette di poter vedere delle cose che magari dopo 2 mesi, 3 mesi, 5 mesi, un anno non vedi più, del danno, del problema avuto da questo paziente. Quindi lo fai più fatica a vedere. Oppure ci vuole veramente uno con grande esperienza che analizza quelle stesse fotografie e vede il particolare che serve. La cosa bella è vedere tanti paesi che si stanno attrezzando con macchinari, con sistemi all'avanguardia. La cosa brutta è vedere che noi avevamo un vantaggio, forse, chiamiamolo vantaggio, e ce lo stiamo bruciando perché abbiamo al piano di sopra delle persone che guardano solamente loro, non guardano il nostro male, il nostro bene, non ci guardano proprio. Sì. E questo, guardano solo che arrivino i soldi ogni volta che dobbiamo pagare una tassa, che ci arrivi tutto, se no ci arrivano le sanzioni, e ci martellano così e basta, non interessa, noi siamo soltanto dei pagatori. Come ho detto tempo fa, una cosa che mi fece venire i brividi fu quando alcuni torinesi festeggiavano il fatto che a Lingotto, mi sembra che adesso sia diventato un centro commerciale, quindi io avevo i brividi, io pensavo, questo posto che ha prodotto, ha fatto produzione, ha dato molto e ha quindi incassato molto, adesso diventa un posto dove la gente, e ha fatto lavorare molta gente, adesso diventa un posto dove la gente va a portare i soldi e a comprare quello che quel posto vende. Mi ha fatto venire i brividi. Da un posto produttivo è diventato un posto commerciale. Tanti cambiamenti un po' dappertutto, stanno succedendo queste cose e fanno male, un po' col pensiero di tanti anni fa che un amico che costruiva un macchinario particolare, un ferro da stiro particolare, ha avuto la visita di un cinese, parlo di 25 anni fa almeno, e che gli ha detto voglio comprarti i brevetti. Lui ha detto di no, e questo gli ha detto proprio chiaramente in faccia: tra 12 mesi tu chiudi. Lui ha visto dopo 12 mesi lo stesso suo oggetto rifatto in Cina a 1/10 del costo, e lui ha chiuso.
non riusciva più a vendere niente. Perché? Perché nel momento di una trattativa non ha fatto la trattativa, ha fatto la decisione di cuore, passione, tipicamente magari italiano, mai con voi, e mai con voi. Questi hanno fatto lo stesso prodotto identico, preciso, spiccicato, con un altro brevetto, e l'hanno fatto. E quindi a volte bisogna anche capire chi c'è davanti e scegliere nel modo giusto, Arturo? Sì, c'hai perfettamente ragione. Cioè, purtroppo chi decide per noi, e questo è un limite della democrazia, consente a degli stati di farci una concorrenza che io ritengo sleale. C'è chi non osserva tutte le nostre regole o tutte le regole che hanno i nostri produttori, i nostri artigiani, quindi di norme antinquinamento, di sicurezza, stipendi, contributi sanitari e quant'altro, e che quindi certo riescono a fare un prodotto a prezzo notevolmente inferiore, senza che organizzazioni come l'Europa non metta dei dazi, non metta delle frontiere per tutelare. E questo è frutto di un'ideologia mondialista che non tutela l'individuo e non tutela i suoi cittadini. Quindi abbiamo degli stati che giocano contro proprio i loro cittadini, e questo la gente dovrebbe rendersene conto, e questa trasmissione io penso possa cercare di tentare di far riflettere la gente su questi temi, no? E quindi quando si andrà a scegliere chi ci amministra, almeno qualcuno che difenda gli interessi nostri e dei nostri cittadini, no? Arturo, siamo alla conclusione, vi lascio un giro per i saluti e poi concludiamo, se no la regia ci mena e non mi possono toccare a me per un po', perché io non posso essere toccato, tra l'altro. Allora io approfitto di questi pochi minuti per salutare il gentile pubblico dei radioascoltatori di Radio Libertà. Un grosso saluto a Luigi Sinatora e chiaramente, ecco, rinnovo l'invito, visto che insomma il 1° maggio, dopo il 1° maggio si parla di elezioni in molti comuni del Piemonte. L'invito ai radioascoltatori di dare voce a chi cerca anche solo di semplificare e di rendere un po' più comoda la vita di chi ogni giorno, insomma, del cittadino. Ecco. Con questo vi saluto, vi auguro buona festa e arrivederci alla prossima. Alla prossima volta, alla prossima. Grazie ingegnere per la presenza anche oggi. Arturo, siamo alla conclusione. Sì, anch'io saluto e ringrazio gli ascoltatori della pazienza che hanno dedicato, ringrazio la regia per lo spazio che ci dà, e un abbraccio particolare a voi due che siete diventate le colonne di questa trasmissione, qua insostituibili. Quindi un ringraziamento particolare a voi due e una buona giornata a tutti quanti. Ciao Claudio, ciao Diego. Ciao Arturo, un abbraccio come sempre a Luigi che si rimette in fretta. Sono contento di sapere che lo hai visto e l'hai visto riprendersi bene. Settimana prossima cercheremo di portarlo magari per un certo momento qui in trasmissione. Sarà veramente un piacere. Un abbraccio forte anche a tutti voi e ci sentiamo sabato prossimo, sempre qui su Radio Libertà. Buon weekend. Avete ascoltato